Cari telespettatori, rieccoci insieme, ben ritornati con noi a parlare di problemi dentali. Sono tanti, vanno curati, attenzione alla nostra bocca e ai nostri denti, perché è la qualità della nostra vita e anche la durata della nostra vita che dipende molto da tanti fattori. Per parlare delle varie problematiche abbiamo il piacere di avere qui in studio il dottor Riccardo Sirello. Grazie dottore di essere qui con noi. Grazie a lei per l'invito. Che è implantologo, parodontologo, Caredent Cliniche Dentali. Esattamente. Allora, prima di incominciare la nostra chiacchierata, tra l'altro anche docente universitario di anatomia all'Università Statale di Milano, insomma vari ruoli, incarichi, quindi conosce diverse materie sempre in ambito medico. Io volevo capire Caredent, ho detto cliniche dentali, e farvi capire di che cosa si tratta, quindi vediamo il nostro servizio. Nasce un nuovo centro dentistico all'avanguardia per supportare clinicamente tutte le esigenze ed aspettative dei pazienti, per far fronte anche alle situazioni di particolare complessità. È stata inaugurata a Tre Baselega, all'interno del centro commerciale Dogal Emisfero, l'apertura della clinica dentale della Caredent Dental Experts, una struttura organizzata già forte della sua presenza sul territorio nazionale da diversi anni, con altre 60 strutture, di cui ben 6 nel Veneto, che hanno creato 80 nuovi posti di lavoro tra personale di clinica e medici odontoiatri, con oltre 2500 visite e acquisendo più di 1000 nuovi pazienti dall'inizio di quest'anno. Allora, Caredent Italia è un network odontoiatrico che è presente con oltre 60 cliniche nel territorio italiano, in particolare in 10 regioni. Oggi apre a Tre Baseleghe e questa è la 7ª clinica presente nel Veneto. La nostra clinica sarà a disposizione dei pazienti tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 20:30. Abbiamo scelto questo orario continuato per combaciare gli impegni del quotidiano con quello che è la prevenzione e la cura dei denti, alla quale noi teniamo molto. Nella clinica sono presenti 3 studi. Ci saranno vari odontoiatri con specializzazioni diverse, 3 studi proprio per agevolare, dare la possibilità di trattare varie situazioni a seconda del paziente, dall'adulto al bambino, dalla protesi all'impianto. Abbiamo a disposizione vari strumenti, tra cui l'ATAC, l'OPT, che sarebbe il radiologico per fare l'ortopantomografia, telecamere intraorali e vari strumenti che permettono ai medici di fare una giusta valutazione corretta e più efficace possibile del caso. La novità di rilievo è la facile accessibilità della struttura, che come le altre del gruppo trova locazione in punti strategici del territorio per essere molto visibile, dando modo alla clientela di fruire di un servizio altamente qualificato vicino ai luoghi di consueta frequentazione e non necessariamente deputati solo alla cura. È una clinica con elevati potenziali sia tecnologici che delle risorse umane, cioè come professionisti, in cui trattiamo tutte le branche dell'odontoiatria, dalle profilassi all'igiene, alla conservativa, all'endodonzia, alla parodontologia, che sarebbe la cura delle gengive per capirci, alla implantologia, alla protesi, su denti naturali, su impianti, la pedodonzia, che è la cura del bambino, fino alla cura dell'anziano, e poi non per ultima l'ortodonzia, anzi è a livello di ultima generazione, quindi quella con gli apparecchi invisibili. Ci avvaliamo soprattutto di tecnologia ad altissimi livelli, quali l'ATAC 3D, in cui praticamente si vedono tutte le dimensioni dello spazio, possiamo vedere l'osso nel caso di implantologia, il dente, insomma il massimo che c'è adesso come tecnologia per quanto riguarda l'ATAC. Siamo in 6 medici, ognuno ha un tipo di specializzazione diversa dall'altro, in modo da coprire tutto il range dei bisogni dei pazienti e quindi cercare di accontentare tutti i pazienti in modo eccellente. Caredent Dental Experts fu fondata a Bergamo nel 2010 e conta la collaborazione con più di 680 professionisti che seguono complessivamente circa 100.000 pazienti. Una bella realtà. Assolutamente sì, molto bella e molto all'avanguardia. E lei tra l'altro segue la zona lombarda? Quasi esclusivamente la Lombardia. Qual è la peculiarità di far parte di questa struttura? Sicuramente per gli operatori, dal punto di vista tecnico, io sono un odontoiatra, quindi naturalmente parlo per questo, per quella che è la mia competenza.
la possibilità di avere a disposizione materiali all'avanguardia, di ultima generazione, e la possibilità di avanzare nel proprio sviluppo. Abbiamo anche dei programmi all'interno del gruppo che permettono agli operatori che in questo momento lavorano presso di noi di aumentare progressivamente il loro modo di operare fino ad arrivare a branche addirittura più complesse, come per esempio la chirurgia. Lei pensi a un medico junior che oggi viene e fa tutta la terapia tradizionale, conservativa, endodontica, che nel tempo, fidelizzato all'interno del gruppo, diventa un nostro chirurgo implantologo di punta anche. Quindi c'è la possibilità di crescere, quello che Assolutamente tanti lamentano, sì. quindi non entri e là resti fermo, quindi è un margine di crescita. Ci sono tanti giovani. Ci sono moltissimi giovani, direi che la maggioranza sono persone estremamente giovani che stanno piano piano, da mano a mano, arrivando sempre più convinti che questa sia la scelta giusta e molto competenti, molto preparati. La gran parte delle branche chirurgiche chiaramente vede come gli operatori diciamo di mid-level, sia quindi 40-50 anni, sia nettamente più elevata, perché naturalmente deriva da un'esperienza e da una compliance migliore anche col paziente. Ma ci sono così tanti problemi dentali nel nostro paese? Ci sono tantissimi... Perché effettivamente pulluliamo di strutture e tutte che sono a regime. Quindi... Ci sono tantissimi problemi di natura odontoiatrica, ci sono molte persone ad oggi che non si curano. Che non si curano peraltro, quindi nonostante l'offerta enorme, molti non riescono a curarsi. Ma che cos'è secondo lei? È pigrizia, paura ancora, perché esiste questo retaggio incredibile di paura, oppure altri fattori? Allora, prevalentemente i fattori sono misti, perché probabilmente si può parlare di paura in una certa fascia di popolazione che da mano a mano sta scomparendo. Stiamo parlando delle persone che oggi hanno circa 60-70 anni, che hanno avuto esperienza in passato quando magari erano ragazzi o addirittura proprio bambini, delle esperienze drammatiche, addirittura ho sentito delle cose molto forti, che poi in realtà non sono niente di particolarmente complesso, ma viste con gli occhi di un bambino sono come quello di essere trattenuto, sono cose che oggi non sono neanche più lontanamente auspicabili. La gran parte però delle persone che non si curano non accedono alle cure per problemi di natura economica. Questa è la parte più difficile sostanzialmente, perché non si curano, ma non si curano non solo in odontoiatria ma anche in altri settori della medicina. E quindi questo diventa un problema esteso. Cosa vuol dire accedere poi, avere dei pazienti che per anni non si sono curati? La situazione degenera, diventa anche più onerosa una volta che devi farvi fronte, oppure tutto sommato non cambia molto? Allora, quello che dico sempre ai miei pazienti è molto chiaro: se oggi tu hai un problema piccolo, la questione anche economica, la spesa è piccola o comunque è contenuta. Nella misura in cui il problema viene spostato in avanti, è chiaro che i pazienti molto spesso si presentano alla mia, ma anche all'osservazione di molti altri colleghi con cui parlo continuamente, in condizioni disperate davvero. Penso per esempio alle persone che non fanno un'igiene da più di 2 anni, poi arrivano perché hanno qualche esigenza, si fanno fare un'igiene e si accorgono che la situazione è davvero drammatica perché non si erano curati, e il tartaro per esempio, che molti pensano che non abbia alcuna funzione, o è semplicemente dello sporco per così dire, dell'accumulo, in realtà invece gioca un ruolo di grande importanza nella malattia parodontale. Quindi importantissimo controllare i propri denti, tenerli sotto controllo e farseli vedere soprattutto anche con una semplice pulizia dentale. Cominciamo il primo capitolo che apriamo insieme di implantologia. Cos'è intanto l'implantologia dentale? Allora, l'implantologia è una branca dell'odontoiatria che permette di ripristinare gli elementi dentari attraverso l'infissione di una vite in titanio. La linea di condotta che oggi ci differenzia dagli anni 50 è quella che prima, per poter riposizionare, per poter mettere un dente, dovevamo limarne e quindi costruire il famoso ponte, no? Con 2 punti pilastro su elementi dentari sani alla fine, che venivano rovinati. Con l'avvento di questi ricercatori e quindi con l'arrivo degli impianti, che devo dire sono per gran parte anche invenzione italiana, ci sono stati prima degli inventori italiani che hanno cominciato a studiare molto bene il titanio, poi questo
protocollo si è evoluto da mano a mano nel corso degli anni. Oggi ci sono degli impianti molto complessi, anche strutturalmente non è una semplice vite come qualcuno crede che sia. Una volta che questa vite viene inserita nell'osso, dopo un periodo chiamato di integrazione o osteointegrazione, in cui semplicemente l'osso si attacca e si integra con la superficie dell'impianto, questo periodo è variabile dai 3 ai 4 mesi, ma ci sono anche condizioni che ci permettono o che hanno bisogno di tenere l'impianto in più tempo, in fase di guarigione. Dopo questo periodo di integrazione l'impianto è caricabile, cioè possiamo collocarci sopra l'elemento o gli elementi o le strutture che permettano poi di masticare. Ma ci può essere anche il carico immediato? Esattamente, una metodica abbastanza oramai rutinaria nella nostra pratica. Questo significa togliere immediatamente al paziente il discomfort di andare via con una protesi totale, per esempio. Posso pensare a questo. Il carico immediato in realtà si può fare anche su 2 soli elementi, non è necessario su tutta l'arcata. Per chi può ci sono delle linee guida molto chiare e che possono aiutare l'operatore. Diciamo però di star parlando di un paziente che non ha denti. Questo paziente può recarsi dal proprio odontoiatra che fa questo tipo di tecnica, inserire gli impianti in un tempo chirurgico e la sera stessa o addirittura poche ore dopo andare a casa con i denti fissi. Perfetto, vediamo intanto i denti, la prima slide che riguarda appunto i denti. Lei mi diceva di questo del titanio, ma ci può essere anche il zirconio? Ci può essere anche lo zirconio, che è un altro materiale. Sono materiali di natura differente per scuole di pensiero anche differenti e anche esigenze differenti. Cioè? Per esempio il titanio è un materiale molto leggero, permette al paziente di avere una protesi più leggera in bocca, mentre invece lo zirconio è un materiale addirittura, pensi, fino a poco tempo fa non se ne sapeva quasi niente, adesso esistono anche gli impianti completi in zirconio. Quindi per un paziente che ha un incisivo centrale comunque estratto o che deve essere estratto, questo migliora molto i valori di trasparenza, di traslucenza, quindi esteticamente siamo arrivati alla mimesi completa. Quindi è meglio lo zirconio? Qual è il materiale migliore? Sono tutti materiali molto validi, ognuno ha una sua indicazione. È il materiale migliore per l'indicazione migliore, per il caso migliore. Quindi a seconda del tipo di paziente, di problematica, di situazione, di età anche magari della persona? Assolutamente. E la durata di questi materiali, di questi quindi impianti? Allora, un impianto, diceva un mio vecchio professore, non è un fiore, non appassisce. Il problema però è la persona che lo porta. Cioè se il paziente nel corso del tempo invecchia o va incontro a patologie di altra natura, può avere dei riassorbimenti anche importanti a livello osseo e questo può determinare anche la necessaria rimozione dell'impianto se serve. In linea di massima l'impianto comunque dura per tutta la vita, sempre che chiaramente non intervengano fattori concorrenti. Se invece appunto lei stava parlando del riassorbimento a livello osseo, l'osso non c'è, è venuto meno, quindi abbiamo anche pazienti che hanno una certa età che hanno necessità di questo tipo di interventi. Come si fa a ricostruire l'osso, come si fa a ricostituire quindi quella base dove poi l'impianto deve essere innestato? Ci sono moltissime scuole e oggi si sta tendendo ad andare verso una linea di condotta più mini-invasiva possibile, cioè meno taglio, meno discomfort per il paziente. La linea di condotta della comunità scientifica è quella sempre del materiale proprio del paziente, chiamato il gold standard, quindi prelevare dell'osso dello stesso paziente e innestarlo dove manca. Ove non fosse possibile, come nella routine, esistono dei sostituti ossei che sono repelibili sul mercato, chiaramente ad uso esclusivo degli odontoiatri, che danno la possibilità di ricostruire e rigenerare l'osso dove manca. Che quindi sono dei materiali di altro genere che hanno ugualmente una funzione molto importante senza debilitare il paziente con un intervento di prelevamento dell'osso da altre parti. Allora, torniamo a parlare di questi temi, abbiamo anche altre immagini da vedere insieme, prima c'è la pubblicità, tra poco.